Buongiorno e buon sabato, ben ritrovati in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, primo appuntamento con l'informazione. Anche oggi vi terremo compagnia raccontandovi le notizie principali della giornata. Naturalmente lo sapete ormai in primo piano c'è la cronaca. Iniziamo con l'ennesima vittima sulle strade del Veneto, è accaduto nell'Alta Padovana a Villanova di Campo San Piero, dove nello scontro tra due auto ha perso la vita un 59enne del posto, ferita gravemente una donna. Tragico incidente stradale a Murelle di Villanova di Campo San Piero in via Cavin Caselle. Due auto si sono scontrate, un 59enne ha perso la vita e una donna è rimasta ferita in modo grave. L'uomo, residente in zona, Nicola Giacon, era alla guida di una Toyota Yaris che sembra si sia scontrata frontalmente con una Mini Cooper. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco, accorsa dal distaccamento volontario di Borgoricco, che ha messo in sicurezza la zona dell'incidente ed estratto dalla Mini la conducente rimasta incastrata, che è stata poi stabilizzata e trasferita in ospedale. Purtroppo, nonostante i soccorsi e dopo lunghi tentativi di rianimare l'uomo da parte dei sanitari del 118, il medico ha dovuto dichiarare la morte del conducente della Yaris, Nicola Giacon, che viveva poco lontano dal luogo dell'incidente con i genitori, grande appassionato di viaggi. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Dall'inizio dell'anno sono 24 i provvedimenti presi dalla Questura di Padova contro la violenza di genere nel mirino, soprattutto uomini che non si rassegnavano alla fine delle relazioni con le loro vittime. Dall'inizio dell'anno il questore di Padova Marco Odorisio ha disposto 24 provvedimenti contro la violenza di genere nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose. Si tratta di misure personali di prevenzione, dopo che erano già stati emessi 8 ammonimenti per violenza domestica e atti persecutori, 5 DASPO Willy con divieto di accesso ai pubblici esercizi, 10 fogli di via obbligatori e un avviso orale nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Nello specifico un provvedimento di ammonimento per violenza domestica è stato emesso nei confronti di un 35enne residente nel Padovano, il quale, non rassegnandosi alla fine della relazione con la compagna, aveva iniziato ad avere nei suoi confronti atteggiamenti aggressivi con offese, minacce e ingiurie, sia verbali che attraverso numerosi messaggi WhatsApp, seguendola con appostamenti e pedinamenti sul posto di lavoro, arrivando a importunare anche i familiari e i colleghi. Un provvedimento analogo è stato adottato nei confronti del 56enne residente all'Arcella, che aveva comportamenti violenti nei confronti della moglie, con spinte e insulti in presenza dei figli minori. Altri 6 provvedimenti di ammonimento per stalking sono stati inoltre adottati nei confronti di altrettanti uomini sulla base delle segnalazioni ricevute dalle vittime. In particolare, in 3 casi, gli uomini avevano conosciuto le loro vittime sui social e si erano rivelati nel tempo talmente possessivi da hackerare e installare di nascosto sullo smartphone delle compagne una app per localizzarle e accedere ai loro dati sensibili e personali. Un 48enne padovano è stato ammonito perché una volta finito il rapporto ha iniziato con insulti e gravi minacce di morte alla donna, tra cui quella di gettarla nell'acido. Riguardo infine all'episodio che ha portato all'arresto di un 43enne e di un cittadino moldavo che a Selvazzano dentro avevano aggredito il titolare cinese di un bar, ora ricoverato in gravissime condizioni, il questore ha adottato nei loro confronti il cosiddetto DASPO Willy, vietando l'accesso agli esercizi pubblici dell'intera provincia per la durata di 3 anni e il foglio di via obbligatorio da Selvazzano per 4 anni. Ed è accusato di reati da codice rosso l'uomo bloccato nel Vicentino a Piovene Rocchette dai carabinieri, che hanno eseguito un arresto in flagranza differita ad incastrare l'uomo. Le immagini fornite dalla donna perseguitata. È accusato di atti persecutori l'uomo di 56 anni di Chiuppano, arrestato dai carabinieri di Piovene Rocchette. Ora si trova ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida a disposizione del PM della Procura di Vicenza. Si è trattato di un arresto in differita, come previsto dai casi di codice rosso. Il 56enne infatti era stato avvistato e fotografato nei pressi dell'abitazione di una donna di Piovene Rocchette, che lo aveva già denunciato nelle scorse settimane per atti persecutori. Nonostante l'arrivo dei carabinieri
carabinieri l'uomo si fosse già dileguato, le immagini fornite dalla donna sono state sufficienti come fonti di prova. All'uomo è stato convalidato il divieto di avvicinamento e l'applicazione del braccialetto elettronico. Spaccia stupefacenti e paga con una banconota falsa. Un 22enne romeno è stato denunciato dai carabinieri. I militari hanno anche segnalato alla prefettura un 19enne tunisino come assuntore di sostanze stupefacenti. I due sono stati identificati durante un controllo all'esterno di un fast food di Padova. I due si erano scambiati un involucro contenente alcune dosi di droga. Poco prima avevano consumato un pasto pagando appunto con banconote false. 72enne trovata morta a poche decine di metri dalla sua casa in via Buscole a Farra dal Pago a fare la macabra scoperta ieri mattina intorno alle 7. Alcuni residenti che hanno lanciato l'allarme. Al lavoro per le indagini i carabinieri delegati dalla procura che sul corpo della donna ha disposto l'autopsia. Alle 7 stamattina, ma c'era già tutta la gente, tutto. Era lì in mezzo alla strada. Il corpo senza vita di Fiorella Galleazzi, riverso a terra a poche decine di metri dalla sua casa, al 66A di Buscole Alta, tra Farra e Sperta, è stato trovato nelle prime ore della mattinata da alcuni residenti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Ho sentito quello che è successo, sono rimasto malissimo. Mamma mia, ragazzi. 72 anni, originaria di Torino, Fiorella Galleazzi da anni si era trasferita nel Pago e viveva nell'abitazione della madre, una piccola villetta a 2 piani, lo spazio esterno con una rimessa adiacente il cui basculante aperto restituisce scampoli di vita quotidiana. Cosa sia accaduto lo scorso notte è un mistero. Subito si è pensato alla peggiore delle ipotesi, ma le indagini dei carabinieri e gli accertamenti medico-legali disposti dalla procura a breve dovrebbero chiarire la causa del decesso. I vicini sono increduli. La signora Fiorella era più che buona, non faceva del male a nessuno. E allora perché è successo questo? Un giallo al momento senza spiegazioni. Fiorella Galleazzi indossava una camicia da notte. Chi l'ha vista oramai priva di vita avrebbe riferito di avere scorto ecchimosi sul suo corpo, ma al momento le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono aperte e non escluderebbero anche circostanze imponderabili legate al deterioramento cognitivo di cui la donna pare soffrisse da qualche tempo. Come che mi diceva il genero, avevano la telecamera e loro stando laggiù vedevano tutti i movimenti. Quindi... Ieri sera alle 9 l'hanno vista, stava andando a letto. E dopo cosa è successo? Coordinati dalla procura stanno lavorando i carabinieri del nucleo investigativo e della scientifica che stanno ricostruendo le ultime ore di vita di Fiorella Galleazzi. Cordoglio e parole di vicinanza alla famiglia sono stati espressi dal sindaco di Alpago, Alberto Peterle, a nome di tutta la comunità che conosceva Fiorella, donna generosa, pronta a donarsi al prossimo. Faceva l'infermiera. Andava anche con la macchina lei, prima di ammalarsi. Adesso ci spostiamo nella Bassa Padovana. Un rapinatore entra nel locale e viene messo in fuga dal cagnolino di famiglia che lo morde, ed è proprio il cagnolino insieme al suo padrone i protagonisti del collegamento di Federico Fusetti insieme a Francesco Rattai. Buongiorno Federico e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Prima Edizione. Dici bene, i miei ospiti, perché in effetti i miei ospiti sono due. Una vicenda drammatica perché parliamo di rapina, parliamo di un coltello utilizzato dal malvivente, quindi sicuramente è una vicenda drammatica, però è anche vero che per fortuna alla fine strappa anche un sorriso perché il rapinatore è stato messo in fuga da lui, da Simba. Buongiorno signor Emanuele Sartori. Buongiorno a lei. E buongiorno a Simba. Qui siamo all'Oasi del Pesce, che è un locale che ha più di 100 anni a Deserto d'Este, quindi Bassa Padovana. E cosa è successo finché eravate qui? Mercoledì sera verso le 18:40 è entrato un individuo travisato a passamontagna e cappuccio con coltello in mano, ha puntato il coltello alla gola della mia compagna che aveva la bambina in braccio di 1 anno, di mia figlia, c'è anche lì vicino mia figlia, e ha cominciato a gridare dammi i soldi, dammi i soldi, dammi i soldi. A quel momento ci siamo impiatriti tutti quanti che non sapevamo cosa stava succedendo. Dopo Simba e la Emma, la sua compagna, sono saltati addosso
rapinatore, e in quel momento mia figlia ha cominciato a urlare e questo, e io sono entrato anch'io, che ero alla cassa, sono andato verso il rapinatore, e in quel momento si era data alla fuga con Simba, che l'ha morsicato di sicuro a un polpaccio. È stato veramente coraggioso. Sì, Simba è sempre stato coraggioso, Simba è molto attaccato, come tutta la razza degli Yorkshire, che è molto attaccata alla famiglia e al padrone. Uno Yorkshire, Simba, che avete scelto perché? L'abbiamo scelto perché ci piacevano questo tipo di cani e abbiamo fatto una cucciolata e ce li siamo tenuti tutti, purtroppo, perché non siamo capaci di vendere i cani, ci innamoriamo troppo e ce li teniamo. E perché secondo lei è scattato? Ma anche perché la bambina è molto possessiva della bambina, ci vuole come si dice, vuole proteggere la bambina, molto protettivo, sia la bambina sia che mia figlia. Poi sono arrivati i carabinieri? Sono arrivati quasi subito i carabinieri, che sono venuti su da est, anche da un'altra parte, hanno cercato il malvivente, che è fuggito a piedi in mezzo alla strada schivando le macchine addirittura. Era un poco di buono, veramente, non so neanche, era dei paesi dell'est, perché aveva un accento molto simile, molto marcato a quei paesi dell'est, ma nella curva più avanti abbiamo perso le tracce. È la prima volta che vi trovate di fronte un rapinatore? Una rapina sì, certamente abbiamo avuto di altri furti notturni, ma è un'altra cosa. La rapina un coltello puntato alla gola è tutta un'altra cosa, tutto un altro. Ci siamo impetriti tutti quanti, e anche la notte successiva non siamo riusciti a dormire nessuno, perché avevamo sempre quell'immagine di quel coltello. Tutta la nostra solidarietà, ovviamente. Per fortuna, dicevo, insomma, un sorriso finale pensando alla reazione di Simba. Un sorriso che Simba ci ha aiutato molto, lui e la sua compagna ci ha aiutato a riuscire a farli fuggire il malvivente. Grazie al signor Emanuele, grazie a Simba naturalmente. Allora, da me e da Francesco Ratai. Francesca, un saluto e ti restituiamo la linea. Grazie davvero Federico, e grazie naturalmente a Simba per aver protetto i suoi padroni. Adesso torniamo sul lago Le Bandie a Spresiano, lì ancora il nostro Christian Arboit insieme a Tommaso Migot, perché sono riprese le ricerche della donna che sarebbe finita nel lago insieme alla sua auto. Il condizionale, Christian, mi confermi, è ancora d'obbligo in questa fase o ci sono delle novità? Buongiorno. Sì, buongiorno Francesca, è il secondo giorno di ricerche qui al lago Le Badie di Spresiano, ricerche molto complesse, molto più complesse del previsto. Si cerca questa donna veneziana classe 1963, la sua auto con la quale si sarebbe immersa nello specchio d'acqua. Utilizzo ancora il condizionale perché dell'auto e della donna non c'è alcuna traccia. In questo momento non stanno operando i sommozzatori, hanno operato per buona parte della mattinata, c'è un briefing in corso e non so darti aggiornamenti precisi, se non che è stato richiesto del materiale suppletivo, quindi dei mezzi che potrebbero aiutare nello scandagliare il lago. Un lago che è profondo all'incirca 20-25 metri, come ci aveva spiegato, illustrato nella giornata di ieri lo stesso proprietario dell'area, che è lo storico imprenditore Remo Mosole. Ci ha raggiunto pochi istanti fa anche il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, ma appunto voleva anche lui fare prima un briefing con i carabinieri, con i vigili del fuoco. Qui sul posto ci sono anche i parenti di questa signora veneziana. Ho provato prima appunto ad avvicinarmi, ma chiaramente c'è poca voglia di parlare. Sono rimasti i familiari più stretti e si attende una risposta, si attende che dal lago possa in qualche modo emergere la risposta che tutti attendono. Ecco, Tommaso, non so se riusciamo a inquadrare quel buco, Tommaso, tra le siepi. Lì sarebbe
si sarebbe immersa, quello è il punto esatto appunto attraverso cui si è immersa l'auto della donna, una Fiat 500. In quel posto ieri mattina sono state trovate le tracce degli pneumatici, le coperte a terra, i documenti che hanno permesso di risalire all'identità della donna, però appunto non c'è certezza dell'immersione del mezzo e appunto per quello che sappiamo al momento non c'è questa certezza perché nel lago non è stato ritrovato nulla, a meno che adesso non ci aggiornino diversamente. Francesca, facciamo così, io aspetto il sindaco Marco Della Pietra, nel momento, ecco, forse sta arrivando il sindaco Della Pietra e possiamo chiedere direttamente a lui degli aggiornamenti, ecco, con Della Pietra c'è anche Renis Mosole che è figlio di Remo e è proprietario dell'area che appunto da ieri in parte è transennata, è una giornata tra l'altro una giornata prefestiva, è sabato, qui c'è un importante albergo, possiamo mostrare anche i turisti che ci sono, i visitatori qui fermi. Allora vediamo se il sindaco Della Pietra può dirci qualcosa, sta conversando con un sommozzatore dei vigili del fuoco, vorrei darti appunto questi aggiornamenti in diretta. Ecco, forse riusciamo ad avere Della Pietra. Sindaco, siamo in diretta, che aggiornamenti possiamo dare ai nostri telespettatori? Niente, che le ricerche continuano, che adesso c'è bisogno però di lasciar lavorare i vigili del fuoco, perché insomma il momento è delicato e quindi credo che sì, si debba anche rispettare, insomma c'è un po' di pressione, è chiaro che quando succedono queste cose è normale che ci siano telecamere, che ci siano chiaramente telecamere, viva Dio, guai se non ci fossero, ma ci sono anche stole di curiosi che arrivano e quindi bisogna cercare di avere un po' di così, e quindi adesso abbiamo allontanato tutti i non addetti ai lavori, mi sono allontanato anch'io, che va bene così, e speriamo che insomma le ricerche oggi portino a un risultato. Ma solo per capire, l'auto è stata ritrovata o invece? Stanno ancora, ma allora io tecnicamente non so dire che tipo di strumenti siano usati, però guardate, per farvi un'idea, adesso si sta scandagliando praticamente una fetta, no, del fondale, ed è come se tu su un foglio bianco disegnassi con una penna, no? Facessi una riga con una penna, cioè prima di trovare e di riempire il foglio insomma ci vuole un po' di tempo, per cui sono arrivati dei metodi più accurati, più specifici. Il fondale insomma non sono 3 metri, ecco, e quindi ci vuole del tempo, speriamo che. Quindi lei ci conferma appunto che arriveranno probabilmente nuovi mezzi per aiutare, stanno già arrivando? No, sono già all'opera con nuove metodologie. È chiaro che non è una cosa semplice, adesso si parlava, ci sono stati dei casi simili per i quali ci sono voluti diversi giorni, ecco, quindi adesso credo che la cosa più giusta da fare sia lasciare che tutti facciano il proprio, sperando insomma di avere notizie il prima possibile, e poi dopo io confido insomma che non si trovi nessuno dentro l'auto e che magari diciamo che ci sono delle flebillissime speranze, però è chiaro che finché non ci sarà nessuna evidenza. Esatto, cioè fino a quel momento lì non possiamo dire nulla, intanto andiamo avanti con le ricerche appunto e speriamo di sapere qualcosa il prima possibile. Grazie sindaco Marco Della Pietra, grazie davvero. Come vedi, quindi Francesca, è una situazione in evoluzione, chiaramente per qualsiasi altro tipo di aggiornamento ti richiederò la linea. Per il momento è tutto dal Lago delle Bandie. Grazie davvero Cristian, grazie anche al sindaco Della Pietra per averci dato in tempo reale questi aggiornamenti. Adesso ci spostiamo dalla nostra Vanessa Banzato perché è in corso l'assemblea dei genitori
genitori dell'alberghiero Maffioli, assemblea che si è svolta in palestra dove c'è stato l'incontro con la dirigente scolastica. Tra rabbia, delusione, questi sentimenti, sì, proprio i sentimenti principali tra i genitori. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Sì, si è conclusa da pochissimo l'assemblea a cui hai appena accennato anche tu, tra i genitori della sede di Fietta di Pieve del Grappa dell'istituto alberghiero Maffioli e la dirigente scolastica. Rabbia e delusione, sì, sono i sentimenti principali che sono trapelati da questo incontro, come ci confermano proprio gli stessi genitori. Sì, perché purtroppo la scuola a questo punto ci viene comunicata in maniera ufficiale che l'intenzione di chiudere si verificherà proprio per l'anno prossimo, e a noi è stata comunicata oggi, in data odierna, la disponibilità della scuola di dividere i nostri ragazzi tra le sedi di Castelfranco e Montebelluna e di chiudere la sede di Pieve del Grappa. Quindi sarà davvero anche le classi verranno completamente smembrate? Le classi verranno smembrate non dalla scuola, chiaramente, perché la scuola dice noi le classi le vogliamo tenere unite. Le classi si smembreranno in maniera naturale perché in base alla residenza dei ragazzi decideranno i ragazzi se andare a Castelfranco piuttosto che a Montebelluna, perché stiamo parlando di due sedi che sono distanti. Certo. E i ragazzi dovranno fare la loro scelta, certo, che non è imposta dalla scuola. Sappiamo che essendo istituto superiore è sotto l'egida della provincia, è la provincia che decide le sorti delle scuole nell'ambito appunto del suo territorio, però oggi la provincia era la grande assente. Esatto, noi non siamo soddisfatti di questo incontro proprio perché dei vari attori, e l'attore principale è la provincia e proprio la provincia era assente oggi. Quindi noi chiediamo proprio risposta dalla provincia tramite la preside, che si è appunto resa disponibile di convocare la provincia e i vari attori, quindi sindaci e naturalmente l'istituzione scolastica e noi genitori, per fare un incontro risolutivo, speriamo questa volta chiaramente a nostro favore, perché lo gridiamo veramente in maniera molto forte questo, e ecco, lo speriamo e in brevissimo tempo, quindi esortiamo proprio la dirigenza scolastica di affrettare, anche perché ricordiamo che le iscrizioni per il prossimo anno partono dal 21 gennaio e terminano il 10 febbraio, per cui noi vorremmo una risposta proprio in tempo utile. Ecco, grazie. Per poter riscrivere semmai i ragazzi o le ragazze qui a Fietta. Esattamente, questo sarebbe il nostro l'obiettivo e la nostra volontà, questo sì. Tanti i sindaci, tanti gli amministratori di tutta la fascia sia del Pedemontana Vicentina che Pedemontana Trevigiana, che vi stanno appoggiando, vi stanno supportando. Voi avete detto noi andiamo anche direttamente dal Presidente della Regione? Certo, se è l'ultimo baluardo che dobbiamo tra virgolette andare a prendere, cercheremo anche di andare dal Presidente Zaia, col quale stiamo aprendo un contatto, vediamo se riusciamo tra virgolette a portarlo a termine e quindi arrivare a parlare anche con lui, è chiaro. E cosa siete pronti a fare? Siamo pronti a rimettere tutto in discussione. Ci siamo incontrati con sindaci i quali sono convinti che si possa trovare nella zona anche degli stabili che siano idonei chiaramente a ricevere un istituto professionale come quello di Maffioli, che ha bisogno per esempio di un laboratorio di cucina importante chiaramente, e quindi siamo disponibili a continuare la nostra lotta, levando tempo anche al nostro lavoro, perché è una lotta importante, è una lotta impegnativa chiaramente. Certo. La cosa importante è che siamo molto sorretti anche da tantissimi, abbiamo raccolto quasi 3.000 firme proprio a nostro favore. Significa che tutti i cittadini, tutte le persone ci stanno appoggiando. Ecco, questa è una cosa molto importante per noi. Tra l'altro presenti anche ricordando che già in campagna elettorale la stessa sindaca Annalisa Rampin, la sindaca di Pieve del Grappa, aveva detto che si sarebbe impegnata al massimo perché l'istituto Maffioli restasse qui, la sede appunto dell'istituto Maffioli restasse qui a Pieve del Grappa. Qui sono presenti anche esponenti dell'opposizione, a cominciare proprio da Alice Torresan. Ecco, quello che dite però voi è che siete stati messi al corrente
di quella che ormai pare essere una decisione troppo tardi. Sì, noi l'abbiamo appreso dai giornali e questo secondo noi è triste anche nei confronti delle famiglie, perché almeno si poteva aspettare di vedere le iscrizioni e poi eventualmente tirare la sorte della scuola. Noi abbiamo chiesto tempestivamente, appena appresa la notizia, che venisse inserito all'ordine del giorno un punto proprio per parlare della sorte dell'Istituto Maffioli. Quello che ci auguriamo è che la politica si metta assieme per trovare una soluzione, perché siamo convinti che volere è potere. Qua si tratta di volerlo veramente e salvare questa scuola in questo territorio. Cosa siete, cioè voi non vi fermate, avete detto, proverete a incontrare appunto gli esponenti della regione, perché volete ricordare soprattutto l'importanza della permanenza di questa scuola qui? Sì, certo, la scuola è altamente professionalizzante, l'85% dei ragazzi che escono da questa scuola trovano lavoro nei primi 6 mesi dopo la fine della scuola. La scuola ha sempre dato ottimi risultati, ottimi professionisti nel settore dell'enogastronomia e del turismo in generale. L'importanza della scuola in questo territorio è fondamentale per dare una continuità a tutte le attività legate al turismo di questo territorio, molto importante. Insomma, vedremo se davvero si riesce a portare avanti questa battaglia per mantenere la sede dell'Istituto Maffioli qui a Fietta o magari anche, ecco, se si trova questo, come diceva anche il genitore, una sede anche vicina alla zona, all'area della Pedemontana, non necessariamente qui a Fietta dove sono ospitati oggi, solo che deve restare qui proprio per rilanciare e mantenere vivo questo territorio. Lo si deve insomma ai ragazzi e alle ragazze, lo si deve alle famiglie. Per il momento da Pieve del Grappa è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie Vanessa, grazie anche ai genitori che hanno dato voce a quello che è la preoccupazione, la delusione anche per gli esiti di questo incontro, ma contemporaneamente anche la speranza che possa esserci un epilogo positivo per i genitori e soprattutto per i ragazzi del Maffioli. Una notizia che arriva dalla Padovano, dove giovedì è stato ritrovato dagli addetti di ferrovie un catenaccio rivestito in gomma, quelli utilizzati per la chiusura delle biciclette, appeso da ignoti alla linea elettrica ferroviaria nella stazione di Montagnana. A notarlo sono stati appunto gli addetti delle ferrovie che l'hanno rimosso dopo un paio d'ore e fatto un esposto alla polizia ferroviaria di Legnago. Sull'episodio indaga la Digos della questura di Padova, coordinata dalla Procura di Rovigo, competente per territorio, che indaga con l'ipotesi di reato di attentato alla sicurezza dei trasporti in merito proprio al ritrovamento di questa catena che avrebbe potuto danneggiare il pantografo dei treni in transito e la stessa linea aerea di alimentazione, con possibili conseguenze sulla circolazione ferroviaria. Indagine naturalmente in corso, la cronaca ci riporta nella Marca trevigiana sono accusati di aver fatto sparire medicinali salvavita dalla farmacia dell'ospedale Cafoncello per rivenderli a prezzo maggiorato al mercato di paesi esteri, tra cui la Russia. Indagati 5 dipendenti dell'ULSS 2. I conti che non tornano, i farmaci che non si trovano. Centinaia di scatole di medicinali antitumorali dal valore fino ai 10.000 euro ciascuna sparite dal magazzino della farmacia ospedaliera di Treviso. Indagine risalente al 2021 che conta 5 indagati, il direttore dell'epoca della farmacia e altri collaboratori stretti. Un furto da 320.000 euro. L'inchiesta, partita dopo la denuncia da parte dell'ULSS 2 riguardante delle irregolarità nella conservazione dei medicinali nelle farmacie ospedaliere di Oderzo e Treviso. Dopo un primo controllo dei NAS nell'estate 2021 nel laboratorio galenico del capoluogo e nelle rispettive farmacie. Proprio durante i controlli la segnalazione ai militari da parte dell'azienda sanitaria: alcuni farmaci salvavita erano spariti. Allarme che ha fatto scattare nell'immediato la perquisizione dei NAS. A mancare un centinaio di scatole trovate, alcune conservate nell'armadietto dell'ufficio del direttore della farmacia e altre 69 dentro un sacchetto consegnato spontaneamente ai militari da una magazziniera
magazziniera. 320.000 euro il valore dei farmaci salvavita destinati alla vendita al mercato nero estero ad un prezzo molto più alto, probabilmente diretti anche in Russia. Ma l'ammontare del danno economico per la struttura sanitaria della Marca è rilevante e ancora in via di quantificazione. Indagini ancora in corso. Sulla vicenda l'azienda sanitaria che aveva fatto partire la denuncia non rilascia alcuna dichiarazione, ma fa sapere che sta fornendo la massima collaborazione agli inquirenti al fine di ricostruire con precisione l'esatta dinamica dei fatti. Restiamo a Treviso con l'ennesima storia di violenza tra giovanissimi. Il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso provvedimenti di ammonimento per bullismo, misura introdotta dal decreto Caivano nei confronti di 2 ragazze di 14 e 16 anni responsabili di percosse, ingiurie e minacce ai danni di una 14enne. Il provvedimento nasce da un'iniziativa del padre della vittima che ha denunciato ai carabinieri le violenze subite dalla figlia. I fatti risalgono alla mattina di martedì scorso, quando prima dell'inizio delle elezioni la ragazzina era stata avvicinata dalla 14enne che aveva pronunciato offese a sfondo razzista. All'uscita la ragazza è stata nuovamente avvicinata dalla coetanea, accompagnata stavolta dalla 16enne, ricevendo altre offese per poi essere minacciata di morte e colpita con spintoni e pugni, mentre, come accade, ahimè, troppo spesso, altri minorenni hanno ripreso la scena con i loro cellulari. La ragazza insieme al padre ha avuto la forza di raccontare quanto accaduto e la polizia, ricevuta la segnalazione dalla stazione dei carabinieri competenti, si è attivata per l'emissione dei provvedimenti monitori. Dall'istruttoria della divisione anticrimine della questura è emerso che le 2 ragazze avrebbero già agito con le stesse modalità contro altre coetanee. Con questa notizia ci fermiamo per la pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta, continuiamo a parlare di sicurezza. A Vicenza, criminalità diffusa, reati predatori, saranno individuate le aree più critiche della città dove orientare gli interventi proprio in tema di sicurezza. Dai controlli all'implementazione delle telecamere di videosorveglianza, se ne è parlato in prefettura con la firma di un protocollo tra comune, prefetto, forze dell'ordine e categorie. Dalle iniziative per prevenire la criminalità diffusa, furti, rapine, alle iniziative che regolano la movida cittadina, alle misure di tutela per gli esercizi pubblici, a quelle di prevenzione al disagio giovanile, queste tra le iniziative previste dal Patto per la sicurezza urbana, siglato tra Prefettura, Comune di Vicenza, Forze dell'Ordine, rappresentanti del mondo della scuola, sanità e associazioni di categoria, soggetti in grado di contribuire alla sicurezza cittadina, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, oltre alla possibilità da parte del Comune di indicare le zone calde della città dove poter far scattare i DASPO. Comporteranno una maggiore presenza delle forze di polizia, un'intensificazione della videosorveglianza ove possibile e anche la possibilità di ricorrere al DASPO urbano in alcuni determinati casi che saranno però segnalati dal Comune. Sono i sindaci per legge che fanno la segnalazione e il questore che adotta. Non solo, il patto mette insieme tutte le realtà che possono contribuire attraverso la presenza sul territorio tramite la videosorveglianza. Il Comune di Vicenza a questo proposito intende implementare le telecamere nei quartieri a partire dal San Pio X e San Lazzaro, ma l'invito ai commercianti a dotarsi di sistemi di videosorveglianza arriva dal prefetto Filippo Romano. La videosorveglianza è un tema molto ampio, allora il Comune già sta lavorando molto bene sul tema, poi sono importanti anche gli impianti privati. Dicevo poco fa che il bando recente della Confcommercio ha avuto successo, ma nel senso che tutti quelli che hanno chiesto hanno ottenuto il finanziamento, ma sono rimasti dei soldi, quindi evidentemente ci sono ancora delle possibilità. Ecco, io invito i commercianti a fornirsi dove non l'abbiano, i commercianti, gli esercenti, le agenzie, tutti quelli che hanno un accesso aperto al pubblico. A proposito di sicurezza, ci spostiamo a Trieste. Tra gli esercenti che lavorano ogni giorno nelle cosiddette zone rosse è accolto con favore il provvedimento che tramite controlli rafforzati e mirati servirà ad arginare i troppi episodi di violenza in città. L'ordinanza, valida da lunedì 20 gennaio fino al 31 marzo, è stata firmata dal prefetto Pietro Signoriello.
Piazza Perugino, luogo famoso nella città di Trieste per risse, accoltellamenti anche gravi. Anche questa da lunedì 20 gennaio sarà zona rossa secondo l'ordinanza prefettizia. Un'ampia area della città che si estende fino a Piazza Garibaldi, Largo Barriera, fino a Piazza Verdi, con controlli mirati di tutte le forze di polizia per arginare gli episodi di violenza. Il prefetto di Trieste ha firmato l'ordinanza che sarà valida fino al 31 marzo. 3 le zone rosse individuate. La prima, un perimetro che racchiude la zona delle Rive, Molo Audace e Piazza Verdi. La seconda, l'area che dalla stazione e largo Città di Santos si spinge all'interno fino a Piazza Dalmazia e Piazza Oberdan. Infine la terza, che da Piazza Perugino si estende fino a Piazza Goldoni, interessando anche l'area di Piazza Garibaldi e Largo Barriera. Il provvedimento prevede anche che il sindaco di Trieste possa valutare l'adozione di ulteriori misure restrittive tramite ordinanza, con limitazioni di orario, di vendita e somministrazione delle bevande alcoliche, oltre che dell'orario di apertura di negozi di alimentari compresi in queste zone. Fra coloro che spesso assistono a episodi di violenza nelle aree calde della città, gli esercenti commerciali che ogni giorno lavorano col timore di essere rapinati o che possa scoppiare l'ennesima rissa. La misura sicuramente al giorno d'oggi, con quello che sta accadendo, potrebbe essere utile. Dico potrebbe perché bisogna tutto valutare. Durante le riaperture del mattino troviamo un sacco di problemi, bottiglie rotte, tavoli buttati a destra a manca. Io penso che bisognerebbe più insistere su un inserimento sociale delle persone che hanno difficoltà o che hanno qualche tipo di reato e non vedo che questa sia una soluzione, perché ghettizzare le persone non porta a un risultato per la società collettivamente. È un momento che non è molto felice, no? Certo che bisogna stare un po' attenti, ecco. È favorevole a queste zone in più dove ci sarà più attenzione? Favorevolissimo. Poi la sera io chiudo, vado via e dopo viene fuori il casino. Di sera dovesse essere più controllata. Diciamo che fa piacere che ci stiano provando in tutti i modi e quindi la presenza, diciamo, delle forze dell'ordine, il provarci, speriamo si risolva. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo sull'incidente costato la vita ad un 44enne di Lonigo. L'uomo in sella ad uno scooter è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la provinciale 17. È giallo sulle cause della morte di un cittadino indiano di 44 anni trovato morto a Lonigo da passanti lungo la circolazione nei pressi del ponte sul fiume Gua. L'uomo in sella ad uno scooter stava viaggiando verso le 15 lungo la strada provinciale 17, ma nessun testimone ha assistito all'incidente, pur essendo una strada trafficatissima. Il corpo è stato trovato al centro della carreggiata di destra in direzione Bagnolo. Da una prima ricostruzione dell'incidente da parte della polizia locale intervenuta, non ci sarebbero segni di una eventuale collisione con altri mezzi. La caduta potrebbe essere avvenuta per una manovra azzardata o forse per un malore. La procura ha aperto così un fascicolo per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. L'uomo, residente a Gambellara, lascia una moglie e 2 figli. Nel pomeriggio di ieri a Tricesimo l'ultimo saluto a Mattia Cossettini, il bimbo di 9 anni morto a Marsalam. Parenti, amici e compagni di classe hanno riempito il Duomo, commovente il saluto della mamma. È arrivato quella mattina, irreparabile. Il sorriso di Mattia si è spento, il suo corpo senza vita tra le vostre braccia, lo smarrimento, cos'è successo e soprattutto perché? Perché a noi? Perché a lui? Di fronte alla morte di un bambino la gente vide ma non capì. Quindi non siamo oggi qui per capire, siamo qui oggi per credere.
L'omelia breve, ma carica di emozione e speranza, di Don Dino Bressan, parroco di Tricesimo, ha provato ad abbracciare e consolare con parole di fede le tantissime persone accorse in Duomo per dare l'ultimo saluto a Mattia Cossettini. Parenti, amici e compagni di classe, le maestre e le educatrici, i volontari dei Vigili del Fuoco di Codroipo, tutti stretti attorno a mamma Alessandra, papà Marco e il fratellino Andrea. Palloncini bianchi, peluche, cappellini colorati a fare da contorno all'ultimo saluto a Mattia. Lui era pieno di entusiasmo verso la vita, siatelo anche voi, sarà il modo migliore per ricordarlo. Il messaggio toccante di mamma Alessandra, che ha ringraziato tutti i presenti per la partecipazione che allevia il peso del dolore. E poi a Mattia, grazie per il dono di essere stati i tuoi genitori. A noi sembra di aver perso un figlio, certo, è vero questo, ma assieme abbiamo guadagnato un angelo, un potente intercessore in tutte le vicende della nostra vita. Quando non sapremo come andare avanti, è il momento di pregare questo nostro angelo. E quando si farà buio nella nostra vita, guarderemo lassù, in cielo, dove c'è una stella che brillerà sul nostro cammino. Dopo 9 anni d'agonia si è spenta all'età di 73 anni Nica Ford, travolta mentre era in bicicletta da un SUV al Lido nel 2016. Il 7 aprile 2016 la sua vita è cambiata per sempre. Nica Ford, istruttrice di nuoto, campionessa di triathlon, amante del ciclismo, venne travolta da un SUV lungo un rettilineo in via Alberoni al Lido di Venezia. Erano in 4 ciclisti, uno morto sul colpo, lei ridotta in uno stato di coscienza minima con lesioni gravissime ed irreversibili. C'era anche il marito Giampaolo Mora, che da quel giorno l'ha quotidianamente assistita in modo amorevole. La corsa di Nica si è fermata questa mattina, morta all'età di 73 anni, dopo quasi 9 anni di calvario, sempre in ospedale. Ora tornerà a correre tra le nuvole di nuovo con la sua amata bicicletta. Il marito Giampaolo, in passato anche tecnico e dirigente della squadra ciclistica Liquigas al Giro d'Italia, è stato per lei un angelo custode. Insieme hanno affrontato lunghi periodi curativi, anche in una clinica privata in Austria, per tentare ogni possibile anche piccolo miglioramento. Un lutto per tutta la comunità del ciclismo e del Lido di Venezia. Una grande donna, una donna di sport. Ricordo sempre i nostri consueti appuntamenti al Lido di Venezia con i grandi ciclisti. Che dire, Paolo, bravo, ci hai sempre creduto, non hai mai mollato. Ti siamo vicini in questo momento e che dire, anche a nome dell'Unione Ciclisti Lido. Il funerale sarà celebrato martedì alle ore 10:30 nella chiesa di Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia. Dalle 10 di questa mattina a Venezia, nuovo presidio dei lavoratori del Fondaco dei Tedeschi per chiedere tutela e sicurezza occupazionale. Nuovo presidio dei lavoratori del Fondaco dei Tedeschi a Venezia che al grido di lavoro chiedono sicurezza occupazionale. Dal 1° maggio il Fondaco dei Tedeschi sarà dichiarato ufficialmente chiuso. Di questi soltanto per 226 circa è prevista la buonuscita, perché per i restanti 113 invece nessun paracadute. Ne parliamo con Andrea Brignoli della Filmcast CGIL Venezia, perché per questi oltre 100 lavoratori non è previsto alcun tipo di trattamento, completamente dimenticati. Cosa è successo? Sono i lavoratori che lavorano negli appalti. La tattica che stanno usando secondo noi è proprio quella di cercare di evitare di prendersi questo tipo di responsabilità, e noi invece vogliamo proprio che ci sia un tavolo alla presenza però anche dei gestori del gruppo di FS
MVH, perché anche loro si debbano prendere la responsabilità non solo di 226 lavoratori diretti, ma anche di chi comunque garantiva e garantisce i servizi commerciali, che sono i lavoratori diciamo invisibili, che però sono fondamentali per la gestione delle attività giornaliere, e che sono i lavoratori della vigilanza, i lavoratori del bar, della ristorazione, della logistica, dei magazzini, e i lavoratori delle pulizie, della sanificazione, e sono questi i lavoratori che principalmente fanno sì che ci sia la garanzia delle attività produttive giornaliere del commercio. E cercano di dividere, perché dividendo è più facile, come dire, frammentare e riuscire non riuscire in un'iniziativa di tutela. Invece riuscire ad allargare, allora la cosa diventa diciamo più importante e si può anche raggiungere un obiettivo migliore. Ecco, e grazie a Andrea Brignoli. Invece con Daniele Zennaro della Will Trasporti, perché chiude questa attività? Per il debito con i proprietari del fondo, cioè i Benetton. Ecco, si parla di quanti milioni di euro? Si parla di diversi milioni di euro. Però su questa questione secondo me è sfuggito anche a chi ha avuto la trattativa in mano fino ad oggi il fatto che ci sono anche dei lavoratori in appalto, nel senso che se si è raggiunto un accordo da una parte per i lavoratori diretti, anche la stessa Regione secondo me ha una responsabilità ad aver dimenticato 113 lavoratori, 113 famiglie, e quindi credo che un'ulteriore convocazione serve a far sì che tutti questi lavoratori, nel bene o nel male, in termini occupazionali o in termini salariali, vengano messi sullo stesso piano. Oggi non è così e questo dispiace, perché anche la politica in questo senso si è dimenticato di questi lavoratori. Ecco, grazie Daniele Zennaro. Un'ultima battuta, Andrea Brignoli. In tutto questo comunque i Benetton sono stati contattati, cioè si è intervenuti per chiedere anche una dilazione negli arretrati di pagamento. Un affitto che ammonta a quanto all'anno? Non lo so. Si parla di circa dai 2 ai 7 milioni di euro all'anno, quindi per un debito per 5 anni, insomma i conti sono presto fatti. Con la Regione in tutto questo dicevate? C'è stato un tavolo dove si sono presentati i dirigenti di Benetton, ma non hanno assolutamente rilasciato nessuna spiegazione, nessuna intesa di possibile rimodulazione dei loro affitti. Hanno fatto sostanzialmente scena muta. Grazie ad Andrea Brignoli, e chissà che si trovi una... Quando è stato cantiere ancora a questo posto. Quindi voi siete qui da prima che aprisse i battenti il centro commerciale, e quindi che prendono 800 euro al mese, 800, e chi gli va bene porta a casa 1000 euro al mese, però quel poco che gli permette di riuscire a sopravvivere. Purtroppo tra un mese e mezzo, il 30 aprile, si ritroveranno semplicemente con una lettera di licenziamento e con nessuna prospettiva, ed è per questo che chi ha le responsabilità deve prendersele. I ricchi e i potenti che vogliono calpestare questi lavoratori. Grazie ad Andrea Brignoli della CGIL e a Daniele Zennaro della Will. Con i lavoratori senza occupazione dal prossimo aprile, da Venezia è tutto, linea allo studio. Elezioni regionali. Dopo il Consiglio federale della Lega, Zaia torna sull'asse con Salvini, su terzo mandato e candidato presidente alla Lega. Salvini ne parlerà con Meloni, dice il governatore, lasciandosi poi sfuggire una battuta: mi sfamerò, naturalmente indirizzata a quanto aveva detto Gasparri. Polemica strisciante poi tra Mario Conte e Fratelli d'Italia. Presidente, qui si parla di futuro, di progetti futuri. Continuerà a occuparsene lei? Di cosa? Della regione, della sua economia, anche di questo settore? Mi sfamerò.
Una battuta fulminea ma rivelatrice, quella che Luca Zaia fa a margine della presentazione di Vicenza Oro e che segue a quell'espressione "sfameremo Zaia" usata dal capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, che tanti mal di pancia interni ha creato a meno di 24 ore dal Consiglio federale che ha segnato l'asse tra Salvini e il governatore del Veneto, e quest'ultimo a rompere il silenzio del post riunione. È stato un incontro assolutamente tranquillo e più che intesa, c'è una comunanza di visioni rispetto a quello che dovrebbe essere il futuro di questa regione. Il segretario, ma unanimemente tutto il Consiglio federale, ha deciso che si vada avanti verso la direzione di discutere all'interno della maggioranza per avere la candidatura in Veneto. Insomma, la linea è tracciata, il doppio nodo su terzo mandato e presidenza alla Lega a questo punto dovrà essere sciolto dai leader. Noi oggi confermiamo che il segretario Salvini parlerà con la Meloni, io non ho altro da aggiungere. Quanto a eventuali ripercussioni di uno strappo in Veneto sull'alleanza di governo, Zaia da Vicenza frena. Ho l'impressione che noi mettiamo sempre troppo il carro davanti ai buoi e disegniamo anche degli scenari che poi magari non sono neanche reali. Concretamente noi partiamo da un punto di partenza, una buona amministrazione che ha governato per 14 anni in questa regione, e penso che non sia imprescindibile la volontà dei veneti. La Lega prova a vendere cara la pelle, dice l'azzurro Flavio Tosi, via Repubblica. Zaia non ha chance. Il concetto: se non ci sarà un candidato presidente di Fratelli d'Italia, ci sarò io. Fa intendere senza tanti giri di parole, ma lo scontro è strisciante. Questo è il post del coordinatore regionale meloniano Luca De Carlo, con su scritto il famelico De Carlo. Sullo sfondo l'articolo del Foglio, dove si attribuisce al leghista Mario Conte una descrizione impietosa degli alleati definiti come famelici, impreparati, perdenti, ma il partito della Premier nelle dichiarazioni ufficiali resta cautissimo. Penso che faccia parte anche del gioco delle parti in questo momento mostrare un po' i muscoli. Nessuno vuole mettere in dubbio lo straordinario consenso che Luca Zaia ha saputo costruire attorno a sé. Allo stesso tempo penso che un partito come Fratelli d'Italia, che abbia tutto il diritto sacrosanto di poter sedersi al tavolo, esprimendo una classe dirigente assolutamente all'altezza per raccogliere la sfida del dopo Zaia. E adesso andiamo a Treviso dal nostro Lucio Zanato, perché ci racconta dell'ennesima aggressione ai danni dei dipendenti MOM, sedicenne trovato senza biglietto, si scatena contro i controllori. Buongiorno Lucio e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Siamo nel deposito MOM sotto il cavalcavia qui della stazione di Treviso. Sono con Sandro Di Maria, RSU MOM, nonché componente della FICISL, e devo dire che loro sono molto scossi per quello che è accaduto ieri, però facciamolo raccontare al rappresentante sindacale. Ieri cosa è successo? Un nostro collega agente accertatore, io come mansione sarei un autista, questo nostro collega è stato riconosciuto ed inseguito da un utente che è stato più volte redarguito per via di mancato pagamento dei biglietti ed altro. Questo ragazzo, quando ha riconosciuto il mio collega, lo ha inseguito, lo ha minacciato in maniera molto pesante. E dopodiché si sono visti costretti a scappare tutti e due i controllori, agenti accertatori. Perché erano in due? Sì, uno è scappato nella sala personale, l'altro collega è andato in un'altra direzione, e dopodiché il ragazzo ha preso un oggetto, una pietra, l'ha scagliata contro una finestra, danneggiandola, una finestra dei nostri uffici. Dove si era rifugiato si era rifugiato un nostro collega, che fortunatamente ha trovato anche la porta aperta. Comunque sì, confermo. Fortunatamente ha trovato la porta aperta, perché se trovava la porta chiusa erano davvero dei guai. Siamo tra l'altro nel retro, come vedete la situazione qui dietro non è proprio delle migliori, insomma qui c'è molta tensione nel vostro lavoro. Sì. Qua ormai anche per colleghi in guida, ma anche per i colleghi, soprattutto i colleghi che fanno verifica, perché sono portati a fare la multa, quindi è qualcosa che è molto più pesante da gestire, anche con un certo tipo di utenza. Ma anche per colleghi dell'extraurbano che vanno su tratte molto lunghe, perse per la provincia, questi sono colleghi che purtroppo hanno difficoltà oggettive importanti. Ecco, dopo l'ennesima aggressione voi chiedete di rafforzare il numero di agenti accertatori, controllori, e addirittura di avere o un vigilante o addirittura un poliziotto, un carabiniere con voi.
Abbiamo richiesto intanto un incontro urgente con l'azienda e quindi attendiamo delle risposte dall'azienda che comunque insomma è vicina insomma sotto questi aspetti. Però vogliamo assolutamente che le squadre di agenti accertatori non siano più da 2 componenti ma bensì almeno 4, con l'ausilio di una guardia giurata che sia armata e che possa fare da deterrente ed aiutare anche l'esercizio dei nostri colleghi insomma. Ecco, giusto per capire come siamo arrivati qua. Poi tra l'altro un'altra cosa che voi chiedete all'azienda è che si faccia fronte lei proprio a nome di MOM quando si tratta di fare le denunce, perché in questo momento se dovete andare a denunciare dovete andare a denunciare voi singolarmente, quindi chi viene denunciato poi se la prende con voi. Praticamente sì, cioè è esposto in prima persona il mio collega che va a fare la denuncia, non è alla pari di un poliziotto o di un carabiniere, bensì non essendo un pubblico ufficiale in tutto e per tutto, deve prendere iniziativa personale, deve fare lui la denuncia e questo come segreteria nazionale è stato richiesto che venga modificato nel nostro contratto di lavoro diciamo. Cioè è un deterrente importante per noi perché così è l'azienda ad agire d'ufficio contro chi ti aggredisce, contro chi ti minaccia in maniera molto pesante. Ecco, di converso le forze dell'ordine sono intervenute prontamente subito e intervengono sempre ovunque. Sì, noi siamo stati attenzionati dalle forze dell'ordine, dai carabinieri, polizia, insomma loro sono accorsi in maniera tempestiva, infatti cogliamo l'occasione per ringraziarli per il loro lavoro, insomma sono stati veramente velocissimi nell'arrivare, nell'intercettare la persona, identificarla, insomma hanno fatto un ottimo lavoro, però ripeto eravamo a Treviso in centro, se qualcosa del genere succede nella provincia, nelle frazioni più sperdute, insomma il discorso cambia ovviamente. Poi per ultimo, ma è vero che quando voi smontate di servizio è bene non andare in giro con il giubbetto perché se siete identificati siete anche sfidati? Succede, insomma, il ragazzino ti vede in divisa, sì, ha la battutina, insomma cercano di provocare, insomma anche il fatto di camminare ed essere riconosciuti per strada in passeggiata sta cominciando a diventare qualcosa che ti fa riflettere, molto spesso eviti anche, te ne stai chiuso, voglio dire, in sala del personale per dire. Questa è la condizione qui, siamo in centro di Treviso, siamo dietro la stazione, insomma avete capito, qui sta diventando veramente un problema, speriamo che con questo ennesimo episodio si prendano dei provvedimenti. Nel frattempo vi facciamo vedere dietro di noi che cosa lasciano qui quando passano i ragazzi, spaccano tutto e devo dire non è una cosa bella da vedere, ripeto siamo attaccati alle mura, siamo in centro a Treviso eppure qui c'è qualcosa da fare e con questo ti restituisco la linea. C'è molto da fare, grazie Lucio Zanato e grazie al tuo ospite per questo racconto davvero dell'incredibile, il fatto che non possono nemmeno girare per la città perché altrimenti possono cadere vittima di insulti o anche di violenza. Torniamo alla politica con il consigliere regionale della Lega, Pan, che ha depositato un progetto di legge per l'istituzione dello Ius Veneti. È un modo nuovo di porre un'attenzione anche a chi viene da fuori e che comunque li aiuti a inserirsi nel vero contesto sociale, nella vera realtà che adesso vivono. Queste le motivazioni che hanno spinto il consigliere regionale Giuseppe Pan a depositare una proposta di legge per l'istituzione dello Ius Veneti, una nuova forma di cittadinanza culturale radicata nelle tradizioni, nei costumi e nella storia del Veneto. Un progetto rivolto soprattutto ai giovani e ai cittadini stranieri che arrivano nel nostro territorio per vivere e lavorare. Sia giusto che venga inserito nei programmi scolastici, che venga inserito nei programmi delle associazioni, nei programmi anche delle amministrazioni comunali, una parte di quella che è la nostra storia, la nostra eredità della Repubblica Veneta, la nostra bandiera, la nostra lingua, che è poi anche declinata nelle varie province, ma anche l'enogastronomia. È una maniera per aiutare a questi nuovi cittadini che si affacceranno a essere nostri concittadini, che sono già nostri concittadini, ma anche gli stessi giovani delle nuove generazioni Z, chiamiamole così, far capire che la nostra cultura, la nostra identità arriva da lontano.
Con questa legge, aggiunge Pan, vogliamo anche sostenere tutte quelle iniziative che mirano a diffondere la conoscenza della cultura veneta, dalle scuole alle università fino agli eventi pubblici, in collaborazione con enti locali, associazioni culturali e scuole alberghiere. L'idea del consigliere regionale si allarga anche alla possibilità di certificare le conoscenze acquisite. Che può essere comunque con un diploma certificata, che può aiutare, può essere inserito come nuovo cittadino all'interno del nostro contesto sociale. Bisogna seguire dei corsi che possono essere sviluppati dalle nostre scuole, dalle nostre associazioni, dai nostri comuni, e che possono comunque aiutare a chi è appena anche arrivato comunque a capire cosa dice mai una persona in Veneto, cos'è il Veneto, cos'è la storia, qual è il territorio che ti sta ospitando. L'auspicio di Pan è che anche altre regioni prendano spunto dal Veneto per dar vita ad iniziative simili. Può essere un aiuto a integrare comunque e a trovare una forma di integrazione vera, che poi può sfociare sicuramente una cittadinanza, che però la dà lo Stato, la dà gli organi che devono darla, che però aiuta a far capire che effettivamente la vera integrazione passa attraverso la conoscenza e la conoscenza della storia. E noi ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Siamo tornati in diretta, saluto il presidente di Confartigianato Imprese Conegliano Severino Dall'Abo, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Presidente, buon sabato. Buongiorno, grazie. Insieme al Presidente parliamo di un'iniziativa fortemente voluta da Confartigianato, si chiama EcoSpeed Competition ed è una prova che mette insieme circa 300 studenti delle scuole medie, sono 4 di Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, Vazzola e Conegliano, che si sono sfidati, che si sfideranno con dei modellini per parlare di ecosostenibilità. Possiamo dire che sono dei piccoli prototipi di quelli che potrebbero essere i mezzi del futuro in un settore, quello dell'automotive, in continua evoluzione, che richiede sfide molto importanti. Diciamo di sì, sono delle prove pratiche per i giovani che dovranno costruire il nostro futuro, quindi Confartigianato è attenta a quelli che sono i rapporti e il dialogo con le scuole, anche con altre iniziative, altre manifestazioni, e EcoSpeed Competition, siamo arrivati alla 4ª edizione nel Coneglianese e vogliamo quindi avvicinare i giovani a quelli che sono i temi dell'energia, delle mobilità, dell'ecosostenibilità in maniera formativa, con un lavoro, con dei progetti che poi alla fine si concluderanno con questa gara alla quale i 51 gruppi, quindi questi ragazzi creeranno 51 modellini di auto e parteciperanno in questa pista dove dovranno sfruttare le performance che hanno generato costruendo l'automobilina, e vincerà l'auto che ci metterà meno tempo a percorrere la pista. Con questo progetto si distingue in 4 fasi. C'è una prima fase in cui noi introduciamo dei tecnici che spiegano ai ragazzi i principi base della termodinamica, della trasformazione dell'energia, una seconda fase nella quale loro si cimenteranno in una sorta di progetto di questa automobilina, la terza fase è quella più pratica, quella della manualità, e noi diamo un kit con un parallelepipedo di legno, 2 assi sulle quali poi dovranno girare delle ruote che permetteranno all'automobilina di percorrere e partecipare alla competition. Trova spazio in questo progetto la parte scientifica, una sorta anche di piccolo orientamento professionale, nel senso che con i principi della termodinamica si parla già di fisica, c'è la parte progettuale ma c'è anche la parte manuale del costruire, con la quale i ragazzi possono anche avvalersi dei consigli di nonni e zii quando fanno il proprio lavoro. C'è anche la parte creativa, perché ogni auto avrà un nome, avrà una storia da raccontare e avrà soprattutto anche un disegno che la renderà più bella agli occhi di tutti i partecipanti. Non è solo una sfida, non è solo una prova progettuale, ma è proprio un coinvolgere i ragazzi sin dalle medie in quelle che sono i grandi obiettivi, le grandi sfide per il rispetto dell'ambiente e per l'ecosostenibilità.
Sì, chiaramente noi sfruttiamo l'occasione del gioco, della competizione, di far girare queste automobiline in questa pista, ma è chiaro che il tutto viene introdotto su temi energetici. Un tema è quello della mobilità, ma il tema delle energie che siano rinnovabili, delle fonti energetiche, dello spreco, dell'energia che va oggigiorno dilazionata, visto i costi e le proiezioni che abbiamo, sono temi che vanno attenzionati assolutamente ai giovani, e quindi parlando di queste cose l'idea è quello che i giovani diventino anche responsabili a fronte dell'uso dell'energia e delle fonti energetiche a cui dovremo attingere nei prossimi anni. Poi magari questi giovani diventeranno costruttori, entreranno nel grande mondo dell'automotive, della costruzione, questo poi è l'obiettivo. Ne abbiamo bisogno, sì. Esatto, perché sappiamo quanto il mondo dell'artigianato, ma in generale delle imprese, abbia bisogno di nuova forza lavoro, anche proprio per sfruttare le idee che questi ragazzi hanno. Sì, i giovani sono delle fornaci di IGE secondo il nostro punto di vista, vanno chiaramente aiutati e invogliati. Ecco che con queste iniziative cerchiamo di fare quel che possiamo per attivare questa attività appunto verso dei giovani, ma anche per fargli presente quali possono essere i mestieri futuri, mestieri a trazione artigiana, nuovi mestieri che hanno comunque al loro interno una buona percentuale di innovazione, pur essendo magari anche mestieri tradizionali, ma hanno comunque innovazione, hanno sapienza, hanno digitalizzazione e hanno competenze. Quindi insegniamo anche a loro quelli che possono essere i nuovi mestieri legati all'energia, alle fonti rinnovabili e alla loro divulgazione e alla loro manutenzione. Noi in questi spazi abbiamo avuto ospiti, suoi colleghi di altre categorie, stiamo capendo quanto Confartigianato punti ad entrare nelle scuole per portare quello che è il mondo dell'artigianato e contemporaneamente far entrare in azienda i ragazzi, cioè è un doppio filo che unisce il mondo delle aziende, artigiani in questo caso, e il mondo della scuola, proprio perché c'è sempre più bisogno di manodopera. Sì, c'è sempre più bisogno il cuore poi di manodopera, prima di tutto perché stiamo vivendo una glaciazione demografica che rispetto a 20-30 anni fa si sta abbattendo sul mondo del lavoro, quindi questa è una cosa. C'è un altro aspetto che pian pianino che è una questione di mentalità, che è una di approccio ai nostri mestieri, che non devono essere visti come mestieri di serie B o mestieri che abbiano qualcosa in meno rispetto ad altri, anzi in questo momento sia dal punto di vista delle tecnologie ma anche dal punto di vista della remunerazione sono mestieri che promettono bene, quindi ai ragazzi andiamo a raccontare cosa facciamo e quali sono le opportunità che potranno avere in futuro. E questa iniziativa EcoSpeed Competition va proprio su questa strada, quindi far conoscere le nuove tecnologie, i nuovi strumenti che ci sono in questo settore per quanto riguarda questa iniziativa che, lo ricordiamo, insomma, mette in palio anche dei premi, perché si gareggia anche per una vittoria finale. È chiaro che per invogliare, per rendere accattivante l'iniziativa, vi ricordo che sono 300 ragazzi con 51 gruppi, verranno premiati con dei buoni acquisto per la scuola che vincerà. Il primo e il secondo premio sono per i primi due arrivati, il terzo premio invece riguarderà la creatività, quindi l'auto più carina, più accattivante dal punto di vista grafico e dell'immagine. Sarà possibile poi vederle in esposizione? Ci avete pensato che cosa fare di questi prototipi? Sì, c'è uno storico dei video anche delle altre manifestazioni, faremo anche quest'anno il video e poi tutti i pezzi da collezione rimangono nelle teche della scuola perché i ragazzi se le riportano a scuola. Insomma. Beh, giustamente. Certo. Abbiamo parlato in qualche modo di quella che è la sfida per il vostro settore, non solo quello della manodopera. Che 2025 sarà per il vostro settore?
come è iniziato dopo la pausa per le festività natalizie? Ma c'è un elemento di incertezza legato ad alcune categorie. Ricordo che Confartigianato rappresenta circa 51 categorie come tipologia di mestieri. Se vogliamo guardare a quello che succede nella provincia di Treviso, in particolare nella Sinistra Piave, dove opera tutto il comparto coneglianese, e vogliamo anche confrontarli con quelli che sono stati i dati recenti della Camera di Commercio, soprattutto riguardo all'export, visto che la provincia di Treviso ha una vocazione manifatturiera verso l'export, qualche elemento di certezza c'è. Sicuramente il fatto di essere fornitori di tutto l'automotive, di buona parte dell'automotive tedesco, è un elemento di preoccupazione visto quello che sta succedendo. C'è qualche punto percentuale di difficoltà anche sul tema dell'arredo legno e della moda. Per contro ci sono anche degli altri settori che invece stanno viaggiando in maniera positiva. Nel nostro territorio, per esempio, c'è tutta la filiera del prosecco che ha innescato una serie di servizi da elettricisti, manutentori, progettisti, di macchine per l'agricoltura, di impianti che vanno a servire le cantine, che hanno generato un lavoro e quindi un'acquisizione di una serie di commesse. Per farla breve, se è vero che in provincia di Treviso l'export manifatturiero più o meno rispetto al 2023 ha tenuto, c'è da dire però che tutta la parte dell'export delle macchine, della metalmeccanica, ha avuto un calo insieme all'arredo legno, compensato però dai dati che provengono dall'agroalimentare. Con agroalimentare mettiamoci dentro anche il prosecco, e quindi questo ha un po' compensato quel calo dovuto alla crisi della metalmeccanica. Ecco, c'è un'analisi di Confartigianato Nazionale proprio di oggi che dice che l'Italia sarebbe tra i paesi più colpiti dall'applicazione dei dazi che ha promesso il presidente Trump, insomma l'insediamento ormai lo possiamo definire presidente, l'insediamento sarà lunedì, sui prodotti europei. Si è calcolato che il calo in valore dell'export italiano potrebbe superare gli 11 miliardi, arrivando fino ad un calo del 16,8% rispetto ai 66,4 miliardi dell'attuale livello delle nostre esportazioni. Per quanto riguarda la marca, questo come si tradurrebbe, Presidente? Sì, l'idea che noi ci siamo fatti, anche con i dati del nostro ufficio studi, è questa per quel che riguarda l'attività che Trump svolgerà sulla questione dazi. Sicuramente c'è un aspetto legato all'agroalimentare di cui parlavamo prima che sarà in maniera inevitabile colpito. Guardiamo con questa cosa anche con una certa fiducia e una certa positività, perché la nostra storia, in particolare di Treviso, ci insegna che abbiamo un lavoro svolto nella produzione di macchine che producono oggetti, che è molto particolare sia dal punto di vista dell'ingegno della costruzione della macchina, ma anche dell'automazione della macchina stessa. Ecco, su questo aspetto credo che sarà difficile che gli Stati Uniti possano privarsi di un bene che produciamo in questa zona, e mi auguro che sia così, insomma. Ecco. Se non fosse così? Se non fosse così bisognerà guardare ad altri lidi, ad altre frontiere, ad altri mercati. Questa è la sfida poi che insomma, in qualche Certo. modo nell'analisi dell'export si sta facendo, quella di cercare altri mercati, ad esempio per l'automotive, vista la crisi della Germania si guarda verso est, però se anche con gli Stati Uniti dovesse esserci questo muro in qualche modo rappresentato dai dazi, sarà necessario giocoforza guardare altrove, accompagnando le piccole e medie realtà che poi sono il tessuto economico che caratterizza il nostro territorio in questa nuova sfida che non è così semplice. Sì, non è semplice appunto, perché poi le zone sono quelle, i mercati sono quelli. È chiaro che soprattutto per quel che riguarda la piccola e media impresa, se
ci siamo abituati perché da tempo i nostri imprenditori hanno preso la valigia e sono andati a scoprire nuovi mercati, bisogna cambiare zone, bisogna anche diversificare la tipologia di attività senza fossilizzarsi per forza di cose su un settore, facendo l'esempio dell'automotive, anche perché sta arrivando questa transizione energetica dal punto di vista della motricità, della mobilità, per cui stiamo passando a un sistema elettrico, in particolare in Europa, che ha messo in difficoltà parecchie aziende. Quindi diversificare e fare squadra, cioè con la Camera di Commercio, riuscire ad avere contatti con le Camere di Commercio estere, da un contatto nasce un contratto, da un contratto nasce una commissione e così via, favorire anche da parte nostra di Confartigianato. È in programma proprio nel mese di marzo nel Veneto un matching day dove si fanno incontrare buyers e fornitori a livello internazionale, in modo tale appunto da arricchire la possibilità di creare delle commesse per le nostre imprese. Quindi incontrarsi anche con i mercati esteri, capire cosa serve anche e in qualche modo reinventarsi. Sì, se io fino a ieri producevo un particolare, una bielletta, una vite, una bulloneria che serviva a un motore endotermico, è chiaro che devo cambiare non solo il settore automotive, ma guardare anche ad altre tipologie di beni costruiti. Quindi aprire l'orizzonte ed essere molto attenti a quelle che sono le possibilità e le possibilità di poter costruire qualcosa, se non vogliamo perdere questo nostro primato manifatturiero, perché è vero che cresce il turismo, ma credo che la marca di solo turismo non possa vivere. Insomma. Una domanda provocatoria, cattiva, non me ne voglia, ma in un momento in cui il cambio generazionale manca, come si riesce a reinventarsi anche in tempi tutto sommato stretti? La buona volontà degli imprenditori nostri forse non basta più. È uno dei grandi problemi del momento. Noi anche come associazione quest'anno, anche localmente, abbiamo cercato di puntare il dito, di sensibilizzare tutti quanti su burnout, su ricambio generazionale, su tematiche che vedono parecchie aziende trovare non un ricambio generazionale, ma non trovare anche il personale per poter soddisfare le commesse che sono state prese. Come dicevo prima, bisogna fare dell'informazione, sensibilizzare i giovani, spiegare bene loro che ci sono delle attività che funzionano e su queste bisogna puntare. È chiaro che bisogna sempre tenere presente che un giovane che ha un talento deve perseguire il suo talento, però rendiamoci conto che c'è un ambiente che ha delle possibilità di lavoro e sarebbe un peccato non poterle sfruttare o regalarle ad altri. Insomma, sono tante le sfide che aspettano gli artigiani. Il 2025 è impegnativo da questo punto di vista. Qualcuno dei suoi colleghi ha detto sarà un anno decisivo sotto tanti punti di vista, proprio per un nuovo modo di lavorare, di programmare anche la propria attività, e mi sembra insomma che questa sia la sfida più grande in tutto questo. Non solo da parte nostra, perché noi ce la mettiamo sempre tutta, questo dipende anche da come andranno i mercati globali, perché da quando abbiamo avuto il neoliberismo e la globalizzazione non guardiamo solamente ai paesi attorno per andare a vendere qualcosa, quindi e in particolar modo quello che deciderà l'Europa sulla questione automotive, quindi capire se... anche le tensioni internazionali che ci sono, adesso speriamo che in Medio Oriente si possa davvero trovare una tregua prolungata, chiaramente c'è anche ancora tutto il discorso legato alla guerra in Ucraina e quindi anche quelle sono dei punti importanti. Medio Oriente sì, ma anche tutto il tema Russia-Ucraina ha bloccato buona parte di prodotti, valvole, valvolame, materiali per l'edilizia che erano uno sbocco per i nostri produttori, quindi sono degli anni congiunturali dal punto di vista di questa crisi. Se eravamo usciti da una pandemia, ci stavamo riprendendo e purtroppo non si può essere sempre così sicuri del futuro, insomma.
Però insomma la tenacia degli imprenditori ha dimostrato che si riesce ad andare avanti. Ecco sì, un'altra nostra caratteristica è che quello di essere un po' più piccoli, non essere grandi aziende, ci dà la possibilità di cambiare in corsa, di rinnovarci, di essere veloci nei cambi e quindi di riuscire a stare su dei mercati dove magari la grande azienda chiude e mette in cassa integrazioni la gente, quindi questa è una carta che dobbiamo giocarci. Grazie Presidente, grazie al Presidente Severino Dal Bo di Confartigianato Imprese Conegliano. Insomma, noi ricordiamo intanto questa iniziativa EcoSpeed Competition proprio per formare i giovani alle sfide del futuro. Grazie davvero Presidente. Buongiorno. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, sta creando sempre più confusione e preoccupazione tra i pazienti che assumono certi farmaci. Il rischio di incorrere in sanzioni dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Oggi interviene l'Ordine dei Medici. La preoccupazione per quanto riguarda tutti quanti i pazienti che utilizzano farmaci psicotropi, sia antidepressivi sia benzodiazepine, è reale. Il vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia, Giovanni Leoni, conferma le preoccupazioni già evidenziate da Farmacie Unite relativamente a pazienti che assumono ansiolitici, antidepressivi, antistaminici e antiepilettici, farmaci che potrebbero condizionare gli esiti dei test salivari previsti dal nuovo codice della strada. La preoccupazione soprattutto per i farmaci anticrisi, che sarebbero poi quelli per l'epilessia, che sono utilizzati da pazienti che hanno delle situazioni cliniche assolutamente normali, ma che possono avere poi riscontro di queste sostanze quando si fa un test salivare, un esame di quelli che sono utilizzati nel codice della strada. A fare la differenza rispetto alla precedente normativa, una frase in particolare. La grande modifica data dall'introduzione del nuovo codice della strada è l'eliminazione di una frase: sotto l'effetto delle sostanze psicotrope. Viene quindi considerata la presenza delle sostanze psicotrope e non l'effetto clinico, cioè l'alterazione dello stato. I medici ritengono concreto il rischio che alcuni pazienti costretti ad utilizzare l'auto per lavoro decidano di sospendere l'assunzione di questi medicinali. Se è necessario per lui usare dei farmaci, per esempio antiepilettici o degli antidepressivi, diciamo, lui alla fine ha un dilemma, una scelta molto pesante se prendere i farmaci oppure andare a lavorare o rischiare, e questo deve essere assolutamente evitato. Un tema che è stato portato all'attenzione del Ministero della Salute per l'istituzione di un tavolo di confronto. La possibilità per tutti quanti i pazienti, anche coloro che usufruiscono della cannabis, di avere delle deroghe che devono essere chiare e riconosciute per quanto riguarda quelli che sono poi gli esami fatti dalla pubblica sicurezza. Ieri mattina vertice a Palazzo Chigi per il veneziano Alberto Trentini, detenuto in carcere in Venezuela dallo scorso novembre. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiamato al telefono la madre di Alberto Trentini per esprimere vicinanza e rassicurarla sull'impegno delle istituzioni. Con una nota di Palazzo Chigi il governo fa sapere di come stia seguendo il caso dell'attivista 45enne veneziano con la massima attenzione fin dall'inizio, attivando tutti i canali possibili per garantire una soluzione positiva e tempestiva. Governo che si appella ai media chiedendo discrezione, necessità richiesta da più voci alla stampa al fine di favorire il buon esito della vicenda. È dallo scorso 15 novembre che il cooperante del Lido di Venezia risulta recluso in Venezuela secondo indiscrezioni in un carcere a Caracas. Nelle scorse ore il ministro Tajani ha chiesto una visita consolare affinché venga anche accertato l'attivista veneziano venga trattato nel rispetto delle regole. Appello condiviso e ribadito con forza anche dalla CGIL Venezia. Bisogna far chiarezza, perché ovviamente non è che si possono arrestare le persone senza capire le ragioni. Credo che sia giusto capire le ragioni dell'arresto e il governo deve fare tutto il possibile intanto per garantire, insomma, che il carcere sia un carcere umano, insomma, che abbia quelle caratteristiche, insomma, di rispetto dei criteri umani. Dall'altra parte fare tutto quello che è possibile anche per riportare anche il nostro connazionale che è in Venezuela a casa, come è successo anche per Cecilia Sala. Voltiamo pagina, valorizzare il territorio del Grappa e del Bassanese grazie al passaggio del Giro d'Italia è l'obiettivo del comune di Romano d'Ezzelino.
Cade di domenica il 26 maggio, giorno che aprirà l'ultima settimana, quella decisiva del Giro d'Italia, edizione numero 108. La corsa rosa torna sulle pendici del Monte Grappa, questa volta in salita da Romano Dezzelino lungo la strada Cadorna. La soddisfazione è immensa e probabilmente non solo Romano ma tutto il territorio beneficerà nuovamente del passaggio del Giro d'Italia. Riporterà nel nostro territorio decine, centinaia di migliaia di appassionati, ma soprattutto ci darà la possibilità di far vedere le beltà del nostro territorio. Della tappa del 2024 a Bassano sembra essere rimasto poco. Romano non vuole ripetere l'errore. Tutto quello che viene fatto sul Monte Grappa non sia solo turismo mordi e fuggi di chi sale e scende, ma anche un qualcosa che va ad appassionare persone che vengono dall'estero e che quando arrivano a Bassano devono salire al Monte Grappa per vari motivi, perché è una sfida sportiva, perché è un territorio naturalisticamente senza paragoni e perché sanno che trovano in quello la soddisfazione di poter emulare i loro campioni. La 15ª tappa arriverà ad Asiago, salendo da Primolano ad Enego, e sarà un grande traino turistico. Questo è il nostro compito principale. Prima saper raccontare bene, durante saper dare un'accoglienza ottima e il dopo è saper far ritornare le persone. E noi siamo in chiusura, io ringrazio Francesco Ceron e Marco Gagliazzo in regia, noi ci rivediamo questa sera a partire dalle 18:30 con i nostri telegiornali, io vi lascio alla sigla, alle previsioni del tempo e subito dopo la pubblicità, appuntamento con agricoltura e il film Il segreto di Vera Drake. Buon pomeriggio.